Cari telespettatori, ben ritrovati con noi, con i nostri ospiti. Oggi parliamo delle case di comunità, un termine che dovrà diventare familiare, speriamo di uso poco frequente perché vuol dire che c'è qualche problemino con la salute, con lo stato psicofisico in generale della persona, però saranno dei luoghi molto importanti, quindi dobbiamo familiarizzare con questi luoghi, dove si trovano, che cosa servono soprattutto, e anche con il numero 116-117, tutto attaccato e di seguito, 116-117, che è un numero anche questo molto importante. Per dare delle informazioni ulteriori, anche se è molto tempo che noi ne parliamo, però tutto a livello progettuale, quindi ci rendiamo conto che è anche difficile da capire come passaggio, abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Michalizzi, grazie di essere qui con noi, e Ugo Giollo, ormai lo conoscete, della segreteria dello CGIL del Veneto, addetto al reparto sanitario e sociale. Grazie anche a lei. Allora, questa volta cominciamo dal consigliere regionale, perché voi siete stati anche voi coinvolti, anche se siete all'opposizione, però comunque nell'ambito della regione, per quanto riguarda questa apertura che deve essere effettuata delle case di comunità, ma prima ancora per capire che ruolo devono avere. E lei ha iniziato anche delle visite fisiche a questi luoghi, giusto? Certo, questo è un passaggio molto importante per la salute dei veneti, perché le case di comunità, si sente molto questo termine, forse ancora la gente ha poca familiarità, insomma, di che cosa siano. Sono dei presidi sanitari locali dove i cittadini al proprio interno si possono rivolgere e trovare anzitutto un punto unico d'accesso dove poter chiedere informazioni per un problema sanitario, la richiesta di ausili, la necessità di, non so, accedere a una casa di riposo piuttosto che altre cose, ma al proprio interno anche una struttura che ha dentro dei medici di base, dei medici specialistici, degli infermieri, ma soprattutto un'organizzazione che li raccorda con il territorio, con i comuni e quindi con tutta la rete dei servizi sociali, perché è bene, come diceva lei in apertura, che abbiamo meno a che fare con le strutture sanitarie perché significa che stiamo bene, che siamo in salute, però è bene che le strutture sanitarie lavorino, perché il primo presupposto per stare in salute è che ci sia una forte, un'alta prevenzione sul territorio, quindi anche educazione alla salute, educazione agli stili di vita. Le case di comunità possono aiutare in questa rete che prima descrivevo, insomma, proprio in questa direzione, quindi a diffondere anche una cultura della salute più diffusa ed evitare quindi anche che i nostri disturbi si cronicizzino. Ecco, quindi per questo è importante che l'avvio di questa nuova organizzazione territoriale funzioni. E lei lo diceva, insomma, io sono consigliere regionale di minoranza, ma ho a cuore il fatto che queste strutture funzionino davvero, insomma, ecco, e quindi lavorerò... Sì, non si fanno polemiche, bisogna dire che bisogna conoscerle e far capire a chi ci ascolta che cosa servono. Lei prima ha accennato, ma poi lo sappiamo anche il sindacato tante volte, per esempio la casa di riposo, avere informazioni o situazioni di non autosufficienza. Bisogna richiamare la politica perché queste strutture funzionino davvero, ed è lì probabilmente il vulnus, perché oggi la partenza è una falsa partenza e questo è un problema. Quindi il tema non è che le case di comunità siano... Il problema è che la politica deve farle funzionare. Qui stiamo noi pagando un ritardo nella programmazione che sta inficiando, diciamo, l'avvio di queste strutture, con cittadini che conoscono poco questa struttura, ma soprattutto con strutture che ad oggi in molte zone non sono ancora pronte. E quindi... Perché i lavori devono essere terminati, i finanziamenti del PNRR, entro il 30 giugno 2026, esatto. Giusto? Perché dopo cosa succede? Non ci sono più. È perché quella è una scadenza limite per tutti i lavori PNRR e quindi devono essere finiti. Ecco, ora le case di comunità sono state finanziate un po' col PNRR, un po' con fondi POR, quindi
si troverà il modo, diciamo, per non andare a perdere i finanziamenti PNRR, ma al di là del flag sul diciamo, l'opera pubblica, è importante che la casa di comunità non resti una scatola dove abbiamo detto beh, abbiamo l'edificio, lo abbiamo arredato, ecco, devono essere dei luoghi che producono salute. Nel giro che sto facendo, perché nella mia attività di consigliere regionale, seppur di minoranza, insomma, non voglio limitarmi a guardare le carte che arrivano in commissione e in consiglio, dove nelle carte tutto funziona bene e tutto è pronto, ma sto appunto andando invece nelle case di comunità a guardare con i miei occhi, a toccare con mano qual è la situazione, e c'è la situazione che le dicevo, appunto, alcune situazioni, sono stato a Conselve per esempio, lì si è partiti con la casa di comunità definitiva che è al 30% dei lavori, quindi ancora, come dire, allo stato diciamo di cantiere, e con i servizi organizzati in luoghi provvisori. Ora, lì gli operatori si stanno facendo in 4 per poter dare un servizio, ma hanno bisogno di medici, hanno bisogno di infermieri, perché non basta aprire il portone per poter intervenire. Ecco, quindi questo è importante, siccome il Presidente Stefani ha fatto grandi annunci e grandi promesse sul tema sull'attenzione alla sanità e alla sanità territoriale, che è quella che nella nostra regione sentiamo si sta svilendo. Ecco, è importante che questo passaggio si segua al meglio. Ad oggi non siamo partiti bene. Questo è un aspetto importante. No, è interessante la visita fisica alle strutture, perché lo stesso ho sperimentato, perché ce ne ha parlato lei segretario, no? È andato a vedere fisicamente anche nei luoghi dove la sanità funziona anche meglio, i piccoli comuni, dove ha avuto modo di vederla, in provincia di Venezia per esempio. Sì, abbiamo visto in provincia di Venezia, in provincia di Padova, in provincia di Rovigo, le varie strutture dell'Ospedale CGIL stanno facendo all'incirca quello che adesso il consigliere Michalizzi diceva, cioè andare a vedere materialmente se i servizi ci sono, se le case della comunità sono realmente state aperte o se ci sono solo i muri. Anch'io dico questo, noi come sindacato pensionati, in termini unitari, ma in particolare come CGIL, abbiamo scommesso molto sulle case della comunità e sul territorio. Noi pensiamo che in una società in cui le persone diventano sempre più anziane, sempre più fragili, sempre con più cronicità, c'è bisogno di passare davvero dall'idea dell'ospedale all'idea dell'ospedale con il territorio, che in qualche maniera consente alle persone anche di rimanere di più a casa propria. Quindi su questo abbiamo investito molto. Quello che è successo è semplicemente il fatto che si è ritardata la programmazione in Veneto. Si sono ritardati gli interventi necessari e quindi oggi ci siamo trovati negli ultimi 2 mesi sostanzialmente ad una rincorsa per chiudere almeno tutta la partita dei muri, diciamo così, perché c'era la scadenza appunto del PNRR al 30 di giugno. In realtà ma accanto a questo si è arrivati tardi, non solo in Veneto, anche a livello nazionale, per esempio sull'accordo per quanto riguarda la presenza dei medici di medicina generale dentro le case della comunità. Avevamo invitato un presidente dell'ordine, ma non ha avuto disponibilità perché poi sono medici operativi e di conseguenza non poteva venire, però ci interessava anche sapere il punto di vista dei medici di medicina generale per la disponibilità. Hanno trovato un accordo sulla disponibilità a collaborare all'interno, però capire poi concretamente. Sì, dall'accordo che abbiamo visto, sostanzialmente in termini volontari e rimovibili, i medici di medicina generale dovrebbero essere presenti 4 ore alla settimana ognuno, per garantire un'apertura delle case della comunità dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì, e poi c'è la continuità assistenziale per quanto riguarda le altre ore.
ma stavo semplicemente dicendo che quindi si è corso e quello che vediamo è che in realtà oggi come oggi una parte importante delle case della comunità non sono in grado di partire con i servizi previsti né dal DM77 né dalla delibera attuativa fatta dalla Regione del Veneto. Noi non vogliamo fare inutili polemiche, io lo dico così, basterebbe forse un po' di umiltà e dire guardate, siamo arrivati a questo punto, ci vorranno ancora dei mesi prima che il sistema vada a regime, sapendo che un po' tutti siamo nella condizione di dire c'è un bisogno importante di salute e la nostra idea è che le strutture funzionino, certo, sapendo che insieme c'è un problema di disponibilità di alcune figure, c'è un problema di mancanza di personale. Gli infermieri non si inventano, i medici specialisti non si inventano, i medici di medicina generale non si inventano e quindi c'è una situazione probabilmente lasciata andare per anni o con scelte politiche sbagliate e che adesso un po' alla volta bisogna recuperare. Ma forse anziché continuare semplicemente a dire siamo la migliore regione d'Italia, un po' di umiltà e dire guardate che abbiamo bisogno ancora di tempo per riuscire a implementare i servizi e a fare funzionare questa cosa. Ci è arrivato un messaggio da un nostro telespettatore, vediamo la regia che ce lo rimette in onda. Proprio oggi leggevo sul Mattino che queste case di comunità non sono proprio fruibili, vedi quella sui Colli Euganei, che cosa dite? Questa è la situazione che hanno rilevato i media andando a vedere, ma è quello che vedono i cittadini entrando nelle case di comunità. Ecco, per precisare, perché noi abbiamo molti telespettatori di una certa età che ci seguono, che non sono quelli che vanno in giro, a volte alcuni hanno anche delle problematiche di mobilità, però devono capire bene. Non è un presidio di pronto soccorso, non è una longa manus dell'ospedale, non è un servizio sociale. Come lo spiegherebbe lei, consigliere, proprio in modo semplice a sua mamma, che ipoteticamente, o suo genitore, cos'è la casa di comunità? È un punto di riferimento locale. Noi oggi stiamo comunale o territoriale? No, territoriale. Sono 20 case di comunità in tutta la provincia di Padova, quindi dislocate, una nel comune di Padova che è quella l'ex ospedale dei Colli, e poi nella cintura urbana e via via anche nella provincia più profonda. Io ho visitato quella di Conselve, ce n'è una anche a Monselice, una a Este, per esempio, per fare un po' una fotografia di quella zona della Bassa Padovana. Sono 20 in tutto il territorio e devono essere dei punti di riferimento locali, ecco, per non dire presidi sanitari. Chiaro. Ma non è un pronto soccorso? Non è un pronto soccorso. Perché questo è un concetto che non è stato ben Però dovrebbero aiutare gli ospedali e i pronto soccorso a evitare quell'intasamento che alle volte si produce, perché il cittadino, non avendo un riferimento locale, quando non sta bene cosa fa? Va al pronto soccorso e magari ha un problema che poteva essere risolto in un altro modo. Quindi col punto di accesso unico 116 117, l'USL pubblicizza sempre di dirlo con i numeri separati perché è più facile anche per i bambini, e quindi alleniamoci, come dire, a dirlo così, 116 117, o per chi ha forme di dislessia o cose di questo tipo. Sì, cerchiamo questo numero. Diventa un punto di riferimento che intanto ti istruisce su cosa fare. È un presidio anche sanitario, perché all'interno ha i medici di base, devono essere, i requisiti minimi dicono almeno uno in presenza nelle 20 ore, e poi alcuni presidi devono avere anche l'orario notturno, che con la guardia medica o medici di turno insomma si organizzano. Infermieri, quindi per piccole prestazioni, il punto prelievi, alcuni medici specialisti
e questo in base anche alle necessità territoriali. Questo è un aspetto che per esempio crescerà e si organizzerà nel tempo sulla base anche delle richieste, delle necessità che il territorio ci dovrebbero essere delle diagnostiche, esprime. No? Deve fare prevenzione, il rapporto con i servizi sociali serve proprio a questo, quindi organizzare anche un presidio che sia collegato, diciamo, con le fragilità, almeno quelle seguite, quelle note nel territorio. Quindi un punto di riferimento, un numero di telefono e un posto dove andare per piccole prestazioni, anche per non andare a intasare le strutture ospedaliere. Ma tornando a quello che diceva giustamente prima. Aspetti che io le porto via la parola perché abbiamo la pubblicità. Si tenga a mente cosa deve riprendere il discorso, mi dispiace interromperla e che dopo non abbiamo tempo. Qualche secondo, ritorniamo insieme, seguiteci perché l'argomento è molto, molto importante e riguarda tutti quanti noi. Rieccoci cari telespettatori, stiamo parlando, cercando di spiegarvi l'utilità, la valenza delle case di comunità, che questo nome può portare, siccome riguardano anche la sanità ma anche il sociale, quindi comunità in senso lato, consigliere. Io l'ho portato via la parola, lei doveva fare delle precisazioni. No, mi stavo agganciando a quello che si diceva prima, ma anche così nella pausa pubblicitaria, insomma, stavamo continuando a confrontarci. Stefani la deve smettere di dire che va tutto bene, perché io credo che l'atteggiamento che deve avere un governatore di fronte a una situazione di questo tipo sia quella di guardare in faccia la realtà e comunicare la realtà. Laddove le cose funzionano, perché noi, lo si diceva prima, abbiamo la fortuna anche di avere una sanità che può come dire, avere anche il supporto di una scuola di medicina e di medici molto preparati. Ma dobbiamo anche guardare in faccia la realtà quando le cose non vanno bene e dirlo con chiarezza ai cittadini, perché sennò altrimenti la politica, questa politica, parla un linguaggio che non è reale. Allora, adesso prima mi diceva che la casa di comunità a Martellago, se non ricordo male, è chiusa. Noi ieri in Commissione Sanità in Regione Veneto, dove abbiamo chiesto un report, il flag sulla casa di comunità di Martellago era positivo, verde, con struttura aperta. Allora non si possono Però fisicamente lei è andata. Poi la gente ci va fisicamente ed è chiusa. Allora non si può governare una fase così come dire, delicata, una questione così importante come i presidi territoriali, chiudendosi tutti gli occhi e dicendo va tutto bene, non vi preoccupate. No, ma sto pensando, ma non è che, proprio per fare un po' di chiarezza nel dubbio, che ci siano delle strutture, i vecchi distretti, che attualmente assolvono quelle incombenze delle case di comunità, per cui aperto, però devo fare ancora tutto il trasloco nelle nuove case di comunità, perché sto pensando a un paio di strutture nuove di palla. Ma allora lo si dica, non che va tutto bene, abbiamo aperto tutte le strutture. No. Il Veneto, i titoli degli altri giorni era il Veneto è arrivato per prima di tutti, e poi uno va alla casa di comunità e trova chiuso e trova il cantiere ancora in costruzione. Quindi, perché altrimenti le persone giustamente si confondono. Nessuno qui vuole fare polemiche o speculare o sperare che le cose vadano male. Anzi. Qui è in ballo la nostra salute, siamo amministratori tutti responsabili e vogliamo che queste strutture funzionino, perché la gente ha bisogno di presidi territoriali. Io continuamente sento situazioni e storie di persone dove quando il medico di famiglia, il medico di base va in pensione non trovano un sostituto e vanno in ospedale. Sì, per forza. Io qualche mese fa ero sempre nella Bassa Padovana e un signore mi ha detto io quando ho qualche problema chiamo la guardia medica perché non ho più un medico di base. Allora, su questo non possiamo avere l'approccio del va tutto bene e quindi noi abbiamo chiesto in Commissione che tra 2 settimane ci vogliamo rivedere con un report aggiornato, andando non a chiudere gli occhi, ma a aprire gli occhi dove le situazioni ancora non sono al 100%. Quindi praticamente se la casa di comunità e dove funziona, perché ce ne sono magari alcune che sono operative, la persona che è senza medico di medicina generale, e so che ce ne sono, può andare alla casa di comunità se ha questo problema, se deve farsi la prescrizione di una ricetta, invece che andare al pronto soccorso sostanzialmente.
sostanzialmente. Le case di comunità possono anche ospitare, per esempio, le medicine di gruppo o medicina di gruppo integrata, quindi diventare anche quel posto che ospita diciamo, queste situazioni che stanno funzionando molto bene, insomma, dove ci sono... diventa importante sapere bene dov'è, come funziona. Non c'è informazione. Lei ha fatto bene in apertura a dire, spiegate cosa sono queste case di comunità, perché la gente ancora non ha capito cosa siano, a cosa serve. Sembra quasi un obiettivo PNRR come, non lo so, fatto, ma che cosa abbiamo fatto? Ecco qua, ne avete già parlato con lo SPIE, sì, vabbè, tanto tempo che ne parliamo, però quando è tutto teorico non si capisce bene e l'idea è ottima, ma devono funzionare, farsi conoscere. Io ad esempio sono di Rubano, questa è provincia di Padova, e non lo sapevo che qui ne esiste una, bravi che ne parlate. Ma immagino bisogna che parlarne. Lei l'avrà visitata magari. L'assessore in commissione, una delle cose che ha detto è adesso stiamo predisponendo anche una campagna pubblicitaria. Ma io vi dico, le case di comunità sono aperte e stanno predisponendo una campagna informativa, cioè non è che a un certo punto uno ci ha detto domani dovete aprire le case di comunità, sono anni che i progetti sono stati approvati, sì. Che sono stati finanziati, che i lavori sono in corso e che si doveva lavorare, la programmazione che mancava, si diceva prima, per fare in modo che poi dentro la struttura uno non possa aprire solo un portone, ma possa trovare il medico. Ma perché quando lei dice, anche il sindacato più volte ne ha parlato dei famosi PUA, punto unico di accesso, che dovrebbe essere questo luogo che risolve un po' tutti i problemi in generale. Cioè io arrivo al punto unico di accesso dentro la casa di comunità, correggetemi se ho sbagliato, perché questa è una cosa che vado a piedi alla casa di comunità, entro, punto unico di accesso, dico ho mia madre che è stata dimessa, verrà dimessa domani dall'ospedale, non so cosa fare, faccio l'esempio. E lì dovrebbero dirmi guarda che puoi contattare questo, puoi fare esatto. Questa, mi dovrebbero anche non dare informazioni, magari risolvere questo problema, perché se invece che essere io è il marito di mia mamma che ha anche lui 99 anni, mio padre ipoteticamente, è duretta che in qualche modo possa arrangiarsi. Ma ancora di più, se ne parlava anche col segretario, c'è questo 116, 117 che dovrebbe già essere una prima risposta, corretto? Passerei la parola al segretario. In realtà ci sono due modalità di accesso alle case della comunità. Uno è via telefonica, che è questo numero? l'116, 117, che è un numero sconosciuto credo alla quasi totalità dei cittadini, che dovrebbe in qualche maniera, una volta chiamato e sentito qual è il problema, indirizzarti, dirti guarda non hai un grande problema, vai domani dal tuo medico di medicina generale, oppure è urgente, ti chiamiamo l'ambulanza e ti facciamo accedere all'ospedale, oppure guarda vieni qua nella casa della comunità perché qua troverai il medico, l'infermiere, lo specialista, il punto prelievi che possono risolverti il problema senza andare al pronto soccorso. Dall'altro, se una persona si reca fisicamente alla casa della comunità, dovrebbe trovare il punto unico di accesso, PUA, che dovrebbe tra l'altro essere integrato tra personale sanitario e personale dei comuni. Cosa vuol dire dei comuni? Dei famosi ATS. I servizi sociali. Servizi sociali, sociali, in modo tale da dare una risposta integrata alla persona. Esattamente le cose che dicevamo prima, dire guarda che tu devi rivolgerti all'assistente sociale, tu devi fare la scheda SVAMA e quindi questa è la procedura. Addirittura qualche volta l'assessore diceva potrebbe essere anche il luogo dove vengono anche prese gli appuntamenti rispetto alle prescrizioni che i medici in medicina generale hanno fatto. Allora il tema è che in realtà molti di questi servizi ancora non ci sono. Poi è vero, io ho visto la realtà di Noale. Noale è un vecchio ospedale dismesso. Già all'interno vi erano le medicine integrate,
2 medicine integrate, alcuni ambulatori specialistici, tra cui medicina dello sport, il punto prelievi, e quindi semplicemente là hanno attaccato fuori il cartello con scritto Casa della Comunità perché già prima funzionava. Sì, per carità, è stato risolto. Ci sono casi come il mio dove in realtà funziona la vecchia sede distrettuale, ma il pezzo nuovo di Casa della Comunità dove dovrebbero essere i medici di medicina generale di seguito non c'è, ci sono altre che sono ancora chiuse. Allora, come abbiamo detto, dovrebbe da un lato essere fatta molta più informazione sia nei confronti delle istituzioni che anche certo, sia nei confronti soprattutto dell'utenza, e dall'altro avere il coraggio di dire guardate che alcune realtà possono anche partire e altre avranno bisogno di tempo, e anche su questo fare informazione dicendo alle persone perché non va bene né che la gente vada a bussare a una porta che trovano chiuso, perché questo certo, alla fine continua nel meccanismo del e tanto non funziona certo, niente, ma dall'altro anche che magari ci siano i servizi e che l'utente non lo conosca e continui ad andare verso o il pronto soccorso o altre situazioni. Ecco, lei consigliere diceva ci sono anche un altro messaggio, ma sostituiscono i pronti soccorsi? Di nuovo. Parte. Lei ha spiegato già prima, in piccola parte, però questa risposta del 116, 117, che non sostituisce il 118, il 113, eccetera, ma è un numero in più, è a livello nazionale o a livello territoriale? Il numero credo sia lo stesso, sia un numero europeo. Nazionale, numero europeo, sì, perfetto. Sì. Ma c'è già una risposta sanitaria? E chi risponde? Sì, cioè, anche per fare il filo al telespettatore che ha scritto, più che sostituire i pronti soccorso, alle volte si va al pronto soccorso quando non c'è bisogno, dicevo prima. Quindi, ma uno non è che ci va per vezzo, ci va perché è preoccupato, nessuno gli dà risposta e dico vado, certo, magari non ho il medico, non ho la... Oppure se anche il medico c'è non risponde, non riceve. Quindi la casa di comunità serve anche a indirizzare, come è stato detto prima correttamente, il cittadino nel posto giusto e al trattamento giusto. Guarda, non ti preoccupare, aspetta anche domani, chiama il tuo medico, oppure no, vai al pronto soccorso, vai alla casa di comunità. Quindi questo potrebbe alleggerire il pronto soccorso, perché proprio per mancanza di una sanità territoriale vicina al cittadino, il cittadino cosa fa? Va direttamente al pronto soccorso e intasa, i pronto soccorsi si intasano. Un messaggio solo, venite a Camin, Andrea, che sono io, conosce bene la zona, qua non c'è né medici né case di comunità, ma ci sono anziani che non sanno nemmeno usare il cellulare, ma che cosa pretendete? Dove sono questi servizi qua in zona? Ha perfettamente ragione. A Camin, in questi giorni, è uno di quegli esempi che facevo prima, in questi giorni a Camin è andato in pensione lo storico medico di base del quartiere e non c'è più un sostituto, e quindi i cittadini di Camin, come questo telespettatore, oggi sono sguarniti di questa... Allora, noi ne parleremo ancora, il tempo è volato. Solo una battuta, consigliere, visto che lei è a stretto contatto, sappiamo che il sindacato continua battente su questi temi, per cui fa il pungolo, ma lei che agisce direttamente in Consiglio regionale, cosa si sente di dire in una battuta a chi ci sta ascoltando? Che questa situazione ha un responsabile ben preciso, che è la Regione Veneto, e quindi il Presidente Stefani e l'assessore Gerosa non devono dire che va tutto bene, ma devono agire soprattutto nelle situazioni più di difficoltà. E i cittadini cosa possono fare nel frattempo? Perché i cittadini devono, come dire, in questo caso, sperare che i punti partano al più presto, ma non possiamo chiedere certo ai cittadini di organizzare, come dire, una sanità efficiente. Loro devono essere quelli che poi ne usano. Quindi voi in qualche modo in consiglio, in opposizione... C'è un'emergenza sanità. C'è un'emergenza sanità, abbiamo sentito il Presidente dire che questo mandato sarà un mandato che investirà sulla sanità. Io sono molto preoccupato perché invece che investire sulla sanità, il primo atto vero che sta accadendo, ed è tutto padovano, è che si stanno rinunciando agli 800 milioni, no, altro che in maggiori investimenti, si stanno buttando dalla finestra 800 milioni per il nuovo ospedale di Padova Est che sta subendo degli ulteriori rallentamenti. Questo è un danno per la sanità padovana, ma significa che è un danno per la salute dei cittadini.
Chiaro. Allora, si parleremo ancora di questo e la ringrazio del suo intervento, di aversi dedicato del tempo. Consigliere, auguriamo un buon lavoro. Grazie a Ugo Giollo e naturalmente allo SPCGL di essere sempre presenti e sollevare determinate criticità e nel limite del possibile pungolare insieme alle istituzioni il compimento di certe opere. A voi telespettatori di aver partecipato e averci seguito e a presto naturalmente.